Sembra essere tutto risolto con i cavalli che tornano dietro le ali della macchina, lo starter che aziona la campana, cavalli che vanno in partenza. Per il Gran Premio della Repubblica è tutto pronto. Cavalli vanno a disporsi, andiamo a rileggere al volo il campo dei partenti: 1 Tiletual, 2 Zeffiro Dete, 3 Ursus Caf, 4 Viscarda Jet, 5 Zeff, 6 Vesna. Seconda fila 7 Demos Racing, 8 Ammoni USM, 9 Volnik Ducras, 10 Atic DL, 11 Zelia CCSM, 12 Vanesia e K. Problemi per Volnik Ducras, che si rimette alle spalle della seconda fila. Autostart che entra in addirittura, sbaglia Zeffiro Dete, sbaglia Tiletual. Ursus Caf subito al comando nei confronti di Vesna, che ci prova all'esterno. Viscarda Jet che ripiega e cerca posto alla corda. Ursus Caf che rimane al comando. Ha sbagliato anche Zeff. 5, Zeff squalificato. Ursus Caf in vantaggio nei confronti di Viscarda Jet. Vesna che è rimasta allo scoperto di dietro il 12 di Vanesi, e K subito in seconda pariglia. Terzo lungo la corda è Zelia CCSM. Insiste Vesna, che si è accorta di avere la compagna di scuderia alle spalle, allora decide di far spendere un po' di più Ursus Caf. 13,8 e poi 28,1 per il primo quarto di gara. Ursus Caf leader nei confronti di Vesna al largo, Vanesi e K lungo i birilli. Vanesi e K in pariglia, Viscarda Jet lungo i birilli, terza di dentro è Zelia CCSM, mentre la quarta pariglia esterna è presa da Amon USM, anticipato da Zelia che sposta dai birilli, guadagna di dentro invece Deimos Racing, che è terzo alla corda davanti alle tribune. Si passa ancora con un paletto in 14,4, 57,9 la metà gara. Ursus Caf in vantaggio nei confronti di Vesna, che fa pressing al largo. Vanesi K che si prepara dalla pariglia, sposta in terza Amoni USM, non anticipato da Zelia CCSM. Sotto lì c'è Viscarda Jet, allunga ora Ursus Caf dopo il chilometro in 1,13 con una curva di rifiato. Va all'attacco Vanesi K nei confronti di Ursus Caf, insiste in terza ruota Amoni USM. Viscarda Jet sempre lungo la corda che precede Deimos Racing, la dritta in line 13,7 e Ursus Caf continua in vantaggio nei confronti di Vanesia, che attacca all'esterno. Amoniu che progredisce in terza ruota, è chiusa Viscarda Jet. Vanesia che sbaglia, lascia allora Amoniu SM all'attacco di Ursus Caf. Viscarda che cerca spazio, in vantaggio Ursus, Viscarda è tutta in mano, arriva Amon, Ursus in vantaggio, Viscarda che prende l'open stretch, al largo Amoniu SM, insiste Amoniu su Ursus Caf che si difende in testa sul palo. Amoniu SM che stampa Ursus Caf, al terzo è Viscarda Jet. 28,6 arrivare 1,11,7 Antonio Greppi che porta sul palo Amon USM. Il training di Enrico Fiaschi, colori di Luigi Colasanti, viene a cogliere dopo 600 metri in terza ruota scoperto in crisi. Ursus Caf che si era difesa al comando, aveva fatto un numero vero respingendo prima Vesna e poi Vanesi e K. Sul palo è molto stretta, ma l'impressione è quella che Amon USM possa avercela fatta. Andiamo a rivedere nell'immagine, è strettissima rispetto a quella alla prima impressione avuta in diretta dalla postazione. Foto stretta con Ursus Caf che si è difeso lungo i birilli. In live sembrava aver prevalso Amon USM. Andiamo a rivedere nelle immagini ancora una volta se è possibile, con Ursus che si è difeso da Amon U fin sul palo, e forse ancora una volta Enrico Bellei è riuscito a salvare qualcosa con Ursus Caf che probabilmente completa il percorso di testa, e allora sarebbe davvero un numero assoluto per Ursus Caf. Enrico Bellei che allena e guida per il signor Salvatore Giannusa, da ovviamente lasciare il verdetto al giudice d'arrivo, ma forse Ursus Caf dopo il replay e la live che ci aveva ingannato potrebbe aver mantenuto il successo di questo Gran Premio della Repubblica.